Ho avuto l'occasione di realizzare per Umana Raer una lastra di zinco, incisione, acqua tinta, acqua forte, punta secca, in quale si rappresenta il leone di San Marco e la piazza di San Marco come simbolo della squadra. Sono pittore. Conoscendo vari artisti della città mi è venuta anche la passione di fare incisione, sapendo che Venezia è stato uno dei grandi centri di incisione durante l'epoca di Serenissima, e quindi ho approfondito anche questa specializzazione che è veramente molto particolare e molto abbondante anche come un'espressione artistica. A Venezia, questo mestiere un po' si è estinto, era così abbondante in città come oggi sono varie altre attività. Si sostituisce di epoca moderna dei nuovi concetti di grafica e di stampa digitale. Sempre l'espressione manuale di lavorazione di cose fatte a mano sempre porta una diversa espressione. Ho avuto la possibilità come giovane nella squadra di Sofia e dopo nella squadra di città natale mia di partecipare e giocare basket. Ero abbastanza appassionato e sono uno tifoso anche di Raer. Il mestiere di incisione è abbastanza particolare e ci vuole una certa istruzione manuale, conoscere la tecnica, conoscere la carta. I giovani loro ci provano perché è stabilito come anche specializzazione nella metodica dell'Accademia di Belle Arti, però dopo non è che continuano di fare questo, perché la possibilità di grafica digitale offre molto di più e ha un spettro molto più, grande. Io sono laureato in Accademia di Belle Arti di Sofia. Ho deciso di venire qua a Venezia. Questa scelta è stata fatta da me perché la Venezia per me è la città di arte italiana mondiale dove c'è un materiale abbondante per istruzione di un artista. Per me Venezia è un museo in aperto che considero anche a tutti che vogliono istruirsi in una maniera più approfondita di venire in questa città.